Il calciomercato è ancora in fermento e Victor Osimhen potrebbe arrivare in uno dei più grandi club del mondo. Restate fino alla fine per scoprire tutto su questo possibile trasferimento che potrebbe portare cifre astronomiche. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Il Barcellona sta monitorando attentamente la situazione di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli. Secondo le informazioni riportate dal portale Calcio Napoli 24, il club catalano sta valutando un possibile trasferimento nella prossima finestra di trasferimenti, cercando di rinforzare l'attacco con un centravanti d'élite. Ma c'è un problema: il prezzo. Il Napoli ha già fissato il valore di Osimhen a ben 130 milioni di euro. Una cifra che riflette l'importanza dell'attaccante nigeriano nel calcio europeo. Il 26enne è stato un giocatore fondamentale per il Galatasaray, impressionando per la sua velocità, la sua tecnica e il suo occhio per il gol, qualità che lo rendono uno degli attaccanti più ricercati al momento. Il Barcellona può permetterselo? Il club spagnolo deve fare i conti con le restrizioni finanziarie e potrebbe fare fatica a permettersi l'affare, rendendolo una vera e propria sfida. Un'alternativa sarebbe quella di includere i giocatori nell'affare o di cercare un piano di rateizzazione che potrebbe rendere l'affare fattibile. Le prossime settimane promettono di essere decisive. Osimhen sarà il prossimo grande nome a vestire la maglia del Barcellona o la sua destinazione sarà un altro gigante europeo? Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi. Il Napoli dovrebbe vendere Osimhen al Barcellona per 130 milioni o aspettare un'altra offerta? L'attaccante si adatterebbe bene allo stile di gioco del Barca? Commentate qui sotto e partecipate al dibattito.